e Wayu. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale di Superalla da Antò. Oggi, signori, siamo qui in Villa Napoli Creators e soprattutto in piscina per fare un grande pallavolo in piscina. Avete visto comunque che il campo è diviso a metà, da un lato ci sono i maschi e le femmine, ma non saranno così le squadre, perché i capitani, anzi le capitane delle squadre saranno proprio le ragazze. Ogni ragazza proprio ora dovrà scegliere il suo compagno di gioco. Partiamo da Francesca Gelotto, chi scegli? L'orco. Andrea. Ok. Sì! Manuè, chi scegli? Enzo. Enzo Costa, Enzo. Manuela. L'ultima sarà Fabiana. Rosanna, chi scegli? Ma non mi avete dato la possibilità, io non lo volevo come giocatore di squadra, mi fa perdere. E quindi Fabiana con l'orco e Rosanna con Superalla sarà un 2 contro 2. Avremo 2 semifinali e una finale. Ogni partita avrà un totale di 15 punti da dover raggiungere. Prima partita Team Gelotto contro Team Manuel. Noi saremo i Nugellotti. Nugellotti Team. Voi? Noi saremo i posati. Di Enzo. Ivan Zaitse, Benzo. Parte Enzo Costa, Andrea, Francesca. Grande scambio per il team posato. Bello il salvataggio di Manuela. Fuse Gamer che tenta il colpo. Attenzione, punto. Nostra, brava Franci. Primo punto per i Nugellotti. Ok. Batte la Gelotto. Risponde con un doppio scambio il team posato, però sbaglia. Ok. Non si intendono e quindi quindi 1 a su 3 1. passaggi? Sì, 3 passaggi, così come le regole classiche della pallavolo, però in piscina. Doppio tocco, 2 a 1. Ah, ok. Ok. Non ha capito secondo me il gioco. È 1-1-1. Enzo Costa che sbeffeggia sul 3 a 1 piace la proprio. sua avversaria, perché comunque a lui piace farlo. Buona, Questa è buona, in campo, Sì! 3 a 2. Batte Fuse Hermocio Gamer. Grande battuta Enzo, Manuela, bellissima la risposta. 4 a 2, esultanza posata. Di Enzo. Palla! Team tua. Grande palla di Enzo, schiacciata, ma Manuela capisce tutto, sbaglia però Enzo. 4 a 3, bel match. Che ci vuole? Poi devi la compagna. Batte la Gelotto. Doppio scambio, è buona! Easy per i boss. La battezzano fuori, ma in realtà è buona. 5 Dai, a Manu, 3. dai. Battuta Ah! di Manuel, ma è Buona, Gelotto dai, buona, ancora. Ange, buona. Ultima battuta prima del cambio campo. 6 a 3. Uno! Il gamer la riceve bene, però la riceve fuori, e quindi 6 a 4. Cambio campo. Batte 4, risponde 6. Attenzione, 6-5, si rifanno sotto i Nugellotti. Batte 5, risponde 6. Enzo Costa la mette, brava! Mamma qui. mia, la mocia. Un bel punto della Mocia. 6 pari, questa è una bella sfida. Non battere su di lei, batti su di me. Batti su di me, dice Enzo Costa, la alza bene. Francesca subito di lì. 7-6. Enzo, che scarso. Mettiti là, devo fare per forza diagonale. Perché? Eh sì, come a pickleball. È un tennis a battere in No, è diagonale. anche la mica palla nuota in pallavolo. piscina in villa. Francesca, non discutere le regole, gioca e sta zitta. Dove vogliamo bene. Grande risposta, 7 pari. Questo match non vuol proprio prendere una direzione. Di Enzo. Tutto in equilibrio. Sì! Grande battuta di Manuel. Buona, dai! Che beffa Ermoscio che 8-7. Ermoscio per i che è in posati. evidenti condizioni. Batte posato 8. Risponde Nugelotto. Tocco. Vediamo. Ah, ok, insomma non hai la forza di buttarla di là. 8 pari. Ribattuta è buona. 9-8. Vediamo se i posati riusciranno a distaccarsi da aumentare il proprio vantaggio, il loro vantaggio. Battuta, Gelotto di là, Fuse di là, uno scambio, bello Gelotto, però risponde Costa. Fuse, Costa buona. 10 a 8. Vai, batte 10, risponde 8. Gelotto, a proposito. Grande scambio, Enzo Costa. Ma dovresti 11-9, dai. scusarti. 11-8. Batte Manuel. Bella, bellissima, anzi no, un po' Andiamo di là, meno. dai. 11-9, ancora cambio campo.
Batte 9, risponde 11. Gelotto. Enzo Costa la mette di là. Gamer tenta il colpo. Bravo! 11-10. Non è da fare, raga. Edit su edit. 11-10, incredibile. Fuori. Fuori. 11 pari, non ci credo. Si alzò, partita infinita. Ribatte la Gelotto ed è buona. La toccata, 12-11. Questa partita che non finisce mai sotto il sole, diciamo, non è proprio il massimo. Però loro si stanno divertendo e anche voi da casa. E tocco. Fuori. Vabbè, vogliono giocare a cazzo, va bene. 13-11. Andiamo, Il team Gelotto. Mugellotti! Grande schiacciata, la compagna un po' sa Enzo, però hanno il match point tra le mani i Mugellotti. Vediamo. Manuè non ci sta. 14-12. Vediamo un po' se Enzo Costa ribatterà la situazione. Altro match point per i Mugellotti. La prende ancora Costa. Fuori. I Mugellotti vincono. Questa sera. E io Enzo. Sì. Seconda semifinale. Se perdiamo è perché Fabiana si sta cagando addosso, l'ha detto, Alla mia sinistra vedete il team degli orchi. Sembianze maschili e femminili, diciamo un'orchessa e un orco Shrek. Non c'è Fiona, Shrek e Fiona. Dall'altra parte invece il team Ewayucha, per non definire Waller a Rosanna, che non mi pare il caso. Batte Shrek dal basso. Bella battuta questa. Chissà se Ciuchino sarà fiero di lui. Si è emozionato, non è per come niente me, non è fiero. vero. Uno pari. Batte Super Allan e fuori. Tu calcoli male i tempi, io calcolo male le distanze. 2-1 per Ewayucha. Batte passa ancora. la ora. Doppio tocco. Bello scambio questo. Mamma mia! Mamma mia! Scivola. Purtroppo Scivola un qui. po' di fango ha fatto scivolare la palla tra le mani dell'orco. 3-1 per Ewayucha, vediamo, questa è una bella palla, ma Giovanni, Super Allan ha un po' la allora Super vai a Waller. dare il Batte 2, risponde 3, mamma mia, un po' di forza, è stato spompato in questi giorni l'orco. 4-2, ancora, bella scambio di Rosanna, questo è bello 4-3, batte Fabiana, che diciamo con le palle, ci sa fare, la pallavolo ovviamente. 5-3. Ti hanno spompato. Fabiana, Sasi, grande Sasi, 5-4, grande palla di Sasi, forse un po' al limite, ma Rosanna buca Fabiana, batte 6, risponde 4, vediamo Fabiana, bene, per Sasi, ancora Fabiana, doppio scambio, Vai. Sasi, Fabiana di là, Rosanna, Fabiana, ancora Rosanna, supera la fuori, 6-5. Due donne schiacciate al primo. Cioè, arriva la palla, boh, schiacci. La bomba su ferma. Batte 5, risponde 6. Batteci. Ancora Fabiana, bella, ancora non ci arriva. 7-6 per Ewayu. Batte 7, ancora Fabiana. Rosanna, Fabiana fuori. 8-6. Ancora l'orco che non riesce a dare il meglio di sé. 9-6. Wow! Lo scambio questa volta. Ancora palla di là. Giovanni, Rosanna di là. Ancora. Vai. Questo è un bello scambio, bel turno. Punto! Punto, è linea, Ma sarebbe. come è rimbalzato? È punto, va giù, è linea. Qua sulla linea sarebbe stato Vediamo. Punto. Punto. È linea, sarebbe linea, sì. Scusate una cosa, ma chi vince che fa? vince la gloria Enzo. 10-6, vai Gioa. Batte 10, risponde 6, si arriva ai 15, ricordiamolo. Va giù, ma. Bello qua. Però fuori. 11-6. Posso dire la mia? La coppia più forte sono loro due. Tanta roba, guarda. Batte 11, risponde 6. Non ci credo, l'ape sulla gamba. Invasione di campo intanto da parte di Enzo Costa. Però va tutto bene. Giovanni, Rosanna, Sasi. Niente da fare, 12-6. Stiamo carendo un attimo. Si vede raga che vuole cagare. Il team degli orchi è in evidente difficoltà. 13-6. Una battuta grande di Rosanna. Giù, ancora Rosanna.
Fabiana. No, la passo. È buona! Ma ti manca mettere ha detto pure fare in mail. Devo fare Match point, senza cambio campo, decido io. Attenzione, Uomo! Giovanni, Rosanna, Niente, non la Fabiana, la prende ancora Rosanna, ma ancora! L'MVP, Rosanna che carriera! Vai a cagare, va. Il team dei Wayucha. E quindi, EYU! è finale. Io il mio compagno di squadra non l'ho scelto. Mi è stato dato. E quindi siamo arrivati a questo match finale. Chi si aggiudicherà la coppa di minchia della Villa Napoli Creators, questo torneo di pallavolo in piscina. E Wayucha oppure in Ugellotti? Chi lo sa? Batte Juan. Francesca. Bel punto questo. Armazio! Non lo faccio ora, aspetta. 1-0. Ora Francesca. Rosana bella. A Fius basta un tocco per fare il 2-0. Francesca, contro la chiesa. Fuori. No, fuori. È fuori. 3-0. Ora Francesca. Rosanna. Giovanni. Grande scambio. 4-0 signori. Si avvicina il cappotto. Ancora Francesca. 5-0. Occhio, ora, dove c'è Laura? Ok, sa. C'è Fius. Cioè no, Fius e Laura. Vabbè. I Mugellotti, però. Batte 5, risponde 0. Una finale che ricorda praticamente PSG Inter 6-0. Bianco! A senso unico. Una finale che ci ha fatto tanto sognare. Però cassa è rosa. Ancora Rosanna fuori 7-0. Non ci credo. Diciamo si avvicina il cappotto. In teoria 9-0 il cappotto, però vediamo. 7-0. Vediamo un po' se si sveglieranno. Niente ragazzi, 8-0. La finale più assurda della storia della pallavolo. A Francia dici qualcosa. Francesca 9-0 signori. Che c'è Rosanna? Che c'è? Niente. No, niente. Francia, tutto in telecamera. Qua vediamo se infierire oppure finirla qui, vediamo. Quest'altro punto. Francesca, Rosanna, Giovanni. 9-1 signori, un applauso per questo primo punto. Calma, cambiamo campo. Batte finalmente la squadra Wayucha che ha fatto il suo primo punto. Emozionato. Ancora. Fuori. Non ha toccata 9-2. E quindi parte la rimonta. Perché poi? Rosanna. Bello, Ancora Rosanna. ottimo scambio. Francesca. Mamma mia, come sto 10-2. Mi sa di Le no. possiamo scambiare le squadre. Ah, sì, Franci. Quando volete. Andiamo? Batte Vai. 10, risponde 2. Era pure fuori. 11-2. Rosanna in netto calo. Ci Dopo sta, il caldo. Aldo fa brutti scherzi anche a Fizz, infatti. Calma, raga, la carne lo stesso. 11-3. Grande Giovanni. La mette bene. Non basta però. 12-3. Li hanno quadruplicati. Praticamente. Francesca Fiusa! La schiaccia così! Una cosa è giocare La e state una cosa è aspettando? umiliare. La state aspettando, sì o no? Possiamo dire? La state aspettando l'esultanza Fius Pogba? Ora? Calma, raga. Batte 3, ci risponde 3. Vediamo un po' se esisteranno i miracoli. 13-4. 13-4. Signori. 13-5. Forse c'è una. Vai, Rosanna, ce la puoi fare, Nella squadra di Wayucha. Vediamo un po'. Francesca. Bello scambio. Ancora chiuso. Giovanni ce la fa. Ma non basta. Match point. dai. Batte Francesca. Rosanna. Chiusa. La chiude così. Le 20 diable. Vincono in Ugellotti. E quindi, signori, la coppa di minchia consegnata direttamente in acqua alla capitana del Vabbè team. ragazzi, la Brava, soddisfazione Napoli Creators l'ha avuto, ha vinto la sua prima coppa. Sì, Enzo. Petit diable. Quindi ragazzi, questo torneo di palla al volo in piscina con le ragazze finisce qui. Abbiamo perso la finale amaramente. Se volete altri video dalla villa, dalla piscina o da qualsiasi altra parte, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, seguite tutti, anche le ragazze, e noi ci vediamo in un prossimo video. EYU, ciao!